Allora, sono le 6, direi che siamo in live, vediamo se StreamYard ci dà qualche segnale, direi proprio di sì, e quindi bentornati su Parresia. Lo so che è uno strano effetto ritrovarci qui dopo pochi giorni, però come ho detto, insomma, sono riuscito a organizzare almeno la live precedente e questa, diciamo, in un arco di tempo abbastanza corto, per almeno non lasciarvi a bocca asciutta per aprire. Poi piano piano, insomma, tenderò ad aumentare il numero di live. Di cosa parliamo oggi? L'avete visto sicuramente dalla copertina. Io qui con me ho Bruno Mugnai, che saluto tanto come Saluto a ospite. tutti, E grazie per tutti coloro in ascolto. grazie a te, e ovviamente parliamo di Prussia, o meglio di Brandeburgo-Prussia, forse sarebbe meglio dire, di questo, diciamo, della storia che questi territori, insomma, hanno Sì, avuto. abbiamo un per- sottotitolo che è l'ascesa del Brandeburgo-Prussia, Esatto. E perché, ovviamente, scusami, come? prego, continua pure, perdona. Dicevo, tutti sappiamo cos'è la Prussia, soprattutto con Federico II, è un po' meno conosciuto quello che è il periodo che è poi la genesi dello Stato moderno del Brandeburgo e poi diventerà la Prussia dal 1701. Difatti, Assolutamente sì. parliamo di una fase particolarmente interessante della storia europea perché lo Stato che conosciamo attraverso l'epopea di Federico II non avrebbe potuto elevarsi al rango di di potenza continentale Continentale. senza il contributo fondamentale di un personaggio, il Grosse Kurfürst Federico Guglielmo di Hohenzollern, passato alla storia appunto come il grande elettore. È lui il vero artefice della nascita del moderno Stato Brandeburgo-Prussia, diciamo così. La sua azione Certo. in questo senso assume un'importanza ancora maggiore se consideriamo che questa ascesa avvenne nonostante le molteplici difficoltà del caso. In pochi, alla metà del Seicento, avrebbero scommesso sugli Hohenzollern del Brandeburgo come una dinastia in grado di assumere il ruolo dominante nella Germania di quegli anni. Infatti, quando Federico Guglielmo salì al trono nel 1640, di fatto non esisteva uno Stato degno di questo nome. I domini su cui regnava consistevano in una serie di territori sparsi per tutta la Germania, ciascuno con il proprio governo, le proprie istituzioni, e di conseguenza non esisteva uno Stato in Germania in cui anche le elite interne fossero tanto divise e la casa regnante così debole. E se a questo se a questo aggiungiamo anche le divisioni confessionali, e in particolare proprio fra la corte, che era prevalentemente calvinista, e i sudditi, che invece erano in grande maggioranza luterani, si accresceva ancora i problemi ad altri problemi. E un'ulteriore differenza anche di natura giuridica contribuiva alla scarsa omogeneità dei domini elettorali. Tutti i territori occidentali, compreso il Brandeburgo, ricadevano dentro i confini giuridici dell'impero, mentre la Prussia apparteneva alla Confederazione polacca-lituana e quindi non era soggetta alla giurisdizione imperiale. Nelle condizioni politiche confuse e mutevoli di quel secolo, nessuno dubitava che questi fragili legami potessero essere mantenuti a lungo. Comunque, Sì. nonostante uno scenario così sfavorevole, quello che appariva come un errore dal punto di vista geostrategico, in 40 anni si trasformò nella maggiore potenza della Germania settentrionale. L'artefice di questo, abbiamo detto, è stato Federico Guglielmo I. Naturalmente mi può interrompere quando meglio credi. Sì, ti interrompo adesso per appunto dirti, giusto per fare capire anche, hai parlato appunto della confessione fondamentalmente di questi domini a un po', diciamo, altalenanti tra il cattolicesimo e specialmente il luteranesimo. Ovviamente c'è, se non ricordo male, poi anche uno spartiacque quando
Alberto I, se non ricordo male, di Hohenzollern, l'ultimo fondamentalmente maestro dell'ordine teutonico, poi si converte effettivamente al luteranesimo, e da lì poi appunto la nascita di questa proto-potenza e poi successivamente potenza protestante che insomma avrà poi da dire, e lo vedremo anche durante la guerra dei 30 anni. A questo punto io agevolo le tue slide e... Sì, rimaniamo pure sulla prima, su Perfetto. questa, che vediamo il faccione di Federico Guglielmo, molto diverso dai suoi successori. Gli assomiglierà un po' di più il nipote, un altro Federico Guglielmo pure lui, ma in ogni caso un personaggio dall'apparenza decisamente convenzionale per la seconda metà del XVII secolo. Comunque, nonostante lo scenario così sfavorevole che lui dovette affrontare, l'elettore riuscì a concentrare la politica attraverso la fondazione di nuove istituzioni, al punto in che le basi su cui si sarebbe poi fondato lo Stato degli Hohenzollern rimasero praticamente immutate per tutto il secolo successivo. Quindi tutto ciò che Federico II, Federico il Grande, ritroverà il secolo dopo sono gli stessi istituti statali e amministrativi che aveva introdotto Federico Guglielmo. Questo risultato appare ancora più straordinario se si considera che durante la guerra dei 30 anni il dominio degli Hohenzollern veramente appariva poco più che formale, in quanto aveva dovuto subire più volte l'occupazione sia svedese che da parte invece del partito cattolico imperiale. Comunque, alla morte del grande elettore nel 1688 si era formato uno Stato centralizzato, governato da un moderno apparato di Stato e tenuto insieme dall'esercito. Proprio su questo si fonda una delle immagini più ricorrenti del Brandeburgo-Prussia, cioè proprio l'apparato militare destinato a diventare iconico per la storia stessa dello Stato. Per quanto il militare prussiano sia stato un elemento centrale della propaganda per l'affermazione della Prussia come stato guida dell'unificazione tedesca, e senza per ora addentrarci in altri ambiti, questo costituiva un marchio evidente già da molto tempo, perché già alla fine del Settecento lo storico Georg Heinrich von Berenhorst scrisse che la monarchia prussiana non governava un paese che aveva un esercito, ma disponeva di un esercito che dominava un paese e lo utilizzava come un acquarteramento. Anche Mirabeau fece una osservazione molto simile per rimarcare questa peculiarità. In pratica, riassumendo, l'esercito non era un semplice elemento dello Stato, ma il suo fondamento. Passiamo alla slide successiva e vediamo la reputazione ambivalente del Brandeburgo-Prussia, ne parlavamo prima. Date queste premesse, è chiaro che dopo il 1945 la Prussia incarnò il male assoluto nella pedagogia tedesca. L'esaltazione militare, l'imperialismo e naturalmente la dittatura non giovarono senz'altro alla reputazione della Prussia. In pratica fu un po' come avvenne per Richard Wagner, cioè Wagner non era nazista, ma fu il nazismo a essere wagneriano. E allo stesso modo il pittore austriaco interpretò la Prussia in questa chiave di lettura. Badate bene che nella Germania del dopoguerra bastava davvero solo evocare il nome Prussia per suscitare disagio se quelli davanti erano tedeschi. Negli anni 80 mi capitò che in vacanza conobbi una simpatica coppia di turiste tedesche che tuttavia, quando videro che mi ero portato a leggere proprio questo libro qui, Le origini della Prussia, bastò che vedessero scritto Prussia che da quel giorno non mi rivolsero più la parola. E quindi come vedete la situazione era veramente
consistente da un punto di vista dei rapporti. La slide successiva troviamo che in uno dei tanti paradossi che avvengono nella storia, a partire invece dagli anni 60, nell'altra Germania avviene una riabilitazione della Prussia. Non era solo per il fatto che la DDR comprendesse il territorio del Brandeburgo, ma si trattava di un'operazione vera e propria culturale per distinguersi dall'altra Germania. E del resto era una caratteristica storica della Prussia, la sua diversità rispetto al resto della Germania. E infatti era ovvio che si recuperasse l'esaltazione di Federico II per le sue affinità con l'illuminismo, e questo contribuì senz'altro alla diffusione e alla salvaguardia dell'eredità storica dello Stato degli Hohenzollern, sebbene in chiave propagandistica. In una intervista alla storica tedesca Katia Hoyer, apparsa sull'Imes nel 2004, la storica usa un'espressione molto efficace per rappresentare tutto questo, cioè dice che alla fine la Prussia è sopravvissuta nella Germania che era uscita dalla storia. Quindi è veramente un'eredità in un certo senso incombente. Procediamo comunque senz'altro nella nostra carrellata, vediamo di nuovo il grande elettore e abbiamo accennato che la Prussia rappresentava una singolarità nella storia della Germania, e a favore di una rivalutazione in questo senso contribuiva un elemento che non passava inosservato nella DDR, cioè quella di uno Stato nel quale la borghesia non era mai riuscita ad affermarsi. Ho tratto queste righe dal libro di Karsten che sintetizzano in maniera direi fondamentale quello che accade, perché mentre nel resto d'Europa, nell'età moderna, c'è la crescita e l'affermazione di una forte borghesia, nel Brandeburgo Prussia invece accade un fenomeno completamente diverso. L'assolutismo degli Hohenzollern e l'ascesa dell'aristocrazia degli Junker portano alla sconfitta della borghesia e alla formazione di uno Stato che non si fondò sull'equilibrio fra nobiltà e borghesia, ma su un compromesso fra la monarchia e l'aristocrazia. In altre parole, il dispotismo degli Hohenzollern e l'ascesa degli Junker segnarono la sconfitta dei borghesi. I sociologi della storia e gli storici sociali hanno considerato per anni la Prussia dell'età moderna come una delle espressioni più pure e più esemplari di un governo assolutista. Questa affermazione non è, secondo me, priva di fondamento, perché nessun altro Stato come la Prussia nell'Europa di quegli anni c'è stata una fusione dell'elite nella nobiltà, la burocrazia, il corpo ufficiali e la centralizzazione del potere in maniera così completa. In sostanza, se guardiamo anche con sospetto al termine assolutismo, come fanno in molti, oggi non c'è dubbio che il Brandeburgo Prussia sia diventato relativamente, se non assolutamente, il più forte e il più autonomo fra gli stati della Germania, soprattutto se lo paragoniamo agli altri suoi stati vicini. Procediamo senz'altro. Abbiamo parlato degli Junker, non si può non parlare della Prussia senza imbattersi in questa classe sociale. Apriamo una parentesi per dire due parole su cosa sono e chi sono. Nel Brandeburgo e in Prussia gli Junker appartenevano alla nobiltà terriera che possedeva le tenute gestite e coltivate da contadini privi di diritto, cioè da servi della gleba, niente meno. Gli Junker, tanto nello stato elettorale come nel resto della Germania, risiedevano in campagna e per questo erano percepiti come meno colti e raffinati. C'è un racconto satirico della Slesia che riporta la descrizione fatta da una madre di suo figlio, un giovane nobile Junker. E la madre dice che quel mascalzone
sa già di essere uno Junker e quindi non vuole studiare e preferisce andare a cavallo tutto il giorno con i suoi servitori. Qualcuno mi ha detto che in altri paesi non ci sono nobili come quelli che vivono qui. Alla fine sarò costretta a comprargli un libro per farlo studiare, se solo costasse poco e se i giovani non avessero bisogno di così tanti libri per imparare qualcosa. Insomma, per quanto l'ironia garbata di quegli anni, è chiaro che si trattava di una mentalità ben radicata. Insomma, gli Junker diventano una figura di spicco nella Prussia e dopo il 1871 saranno la classe dominante della politica e della diplomazia della Germania. Scusate. Vale la pena ricordare che gli Junker prussiani avevano un ruolo dominante anche nell'esercito e detenevano il cosiddetto Lemferde, cioè il diritto del cavallo feudale, cioè di fornire un soldato a cavallo in base al numero dei loro possedimenti, al valore dei loro possedimenti, e costituiva all'inizio un beneficio, ma successivamente fu trasformato in un obbligo privato della nobiltà che persisteva ancora al tempo del grande elettore. Un segno della supremazia della classe militare Junker nell'esercito del Brandeburgo-Prussia lo si riscontra facilmente perché alcune famiglie erano rappresentate da più di un esponente col grado di colonnello proprietario. Fra questi si può citare l'importante famiglia Spar, che fra il 1660 e il 1680 aveva ben 3 colonnelli, mentre altre famiglie come i Dona, gli Schwerin e i Götzke erano rappresentate ciascuna da 2 membri. Ci sono casi in cui lo stesso ufficiale era colonnello proprietario di più reggimenti contemporaneamente, e questo accade a Georg von der Flinger, che fu contemporaneamente colonnello di fanteria, di cavalleria e dei dragoni. L'esercito del Brandeburgo registra anche un caso di un colonnello proprietario donna, vale a dire la consorte del principe elettore, della principessa Dorothea von Schleswig-Holstein, che ovviamente era colonnello proprietario ad honorem. Andiamo pure avanti. Vediamo la mappa che ci mostra i territori dell'elettorato, la vediamo lì a destra, era costituito da 7 territori distinti, ciascuno aveva il proprio assetto costituzionale e i propri istituti e i propri confini spesso disgiunti fra di loro. In 3 di questi territori la sovranità degli Hohenzollern era contestata, in particolare nei territori di Cleves e di Mark dai duchi di Pfalz-Neuburg, e in altri era condivisa con i polacchi e gli svedesi, infatti in Prussia e nella Pomerania. Caso unico nella storia della Germania del XVII secolo, il Brandeburgo possedeva colonie in Africa, piccole colonie, esattamente comunque sulla Costa d'Oro e in Senegal. In totale i territori complessivamente ricoprivano una superficie di 38.650 km quadrati e una popolazione di sole 800.000 abitanti. La popolazione delle colonie è irrilevante ai fini statistici. Gli Hohenzollern del Brandeburgo erano anche uno dei 4 principi elettori secolari dell'impero. In qualità di margravio del Brandeburgo, l'elettore era membro del circolo imperiale dell'Alta Sassonia. Era anche titolare di feudi nei circoli di Westfalia e nella Bassa Sassonia. I rapporti tra l'elettore e i sudditi in questi territori erano quindi regolati secondo le leggi dell'impero e per tutte le controversie le parti dovevano ricorrere alla dieta dell'impero. E dopo il 1648 anche al re di Svezia per quanto riguardava il circolo della Alta e della Bassa Sassonia. In Prussia, dall'altra parte, i sudditi si potevano appellare alla Polonia come protettrice dei loro diritti, perché gli Hohenzollern erano vassalli della Confederazione. Il Ducato di Prussia era meno esteso del Brandeburgo, ma aveva una popolazione più numerosa e anche grazie alla sua
posizione geografica e alla migliore qualità del terreno era più sviluppato e prospero dell'elettorato. Si stima che alla fine del XVII secolo in Prussia vivessero 400.000 abitanti, quindi quasi la metà di tutto lo Stato, mentre il Brandeburgo ne contava poco più della metà. Inoltre la Prussia possedeva un porto eccellente, era Königsberg, che oggi è Kaliningrad, nella Federazione Russa, e dal punto di vista economico Königsberg eclissava ogni altra città dell'elettorato, compresa Berlino. Königsberg aveva 30.000 abitanti, era quindi la città più grande dello Stato. In Berlino alla fine del 600 contava 10.000-12.000 abitanti in tutto, e fra l'altro era l'assemblaggio di svariati quartieri, come si vede nella pianta della città, che è quella a sinistra più in alto. Come accennato, la nobiltà occupava la posizione costituzionale dominante e quindi controllava l'amministrazione centrale e provinciale degli stati. Tuttavia i privilegi non erano uniformi nello Stato. La nobiltà del Brandeburgo occupava una posizione di maggior rilievo, se la paragoniamo alla nobiltà della Prussia, che a differenza della prima non era esentata dal pagamento delle tasse, anche se naturalmente le pagava in misura molto minore rispetto ai borghesi e ai contadini. Proprio come esistevano differenze di rango nell'aristocrazia, vi erano anche differenze tra un territorio e l'altro, soprattutto per quanto riguardava la fiscalità. Il Brandeburgo infatti pagava le imposte più elevate, sebbene economicamente meno prospero, mentre gli altri territori godevano di un regime legislativo fiscale diverso. Il più importante di questi era il Ducato di Cleve, che vediamo nella pianta lì, la parte più a sinistra, che si estendeva anche oltre il Reno, al confine con le Province Unite dei Paesi Bassi, alla quali era legato anche soprattutto dal punto di vista economico. Più a sud-ovest, nella valle della Ruhr, si trovava invece la contea di Mark, che beneficiava del fiorente commercio che derivava dall'estrazione del carbone e dalle miniere di ferro. Qui la struttura sociale era completamente diversa da quella dei territori orientali, perché né a Cleves né a Mark c'era una preponderanza degli Junker, né esisteva una cittadinanza soggiogata al potere assoluto, e nemmeno contadini asserviti ai proprietari terrieri. La nobiltà, anche qui però naturalmente costituiva pur sempre il primo stato, ma non dominava le diete locali, come invece accadeva con gli Junker nel Brandeburgo e nella Prussia. Né tantomeno la nobiltà di Cleve e di Mark godeva di privilegi fiscali, anche loro quindi pagavano il tributo all'elettore. Inoltre il potere della nobiltà era controbilanciato da quello delle città, specialmente a Cleve, che a differenza di altre zone della Renania era stata meno colpita dal declino economico che si era abbattuto nella Germania durante la guerra dei 30 anni. Oltre a questi domini ve ne erano altri ancora non pienamente acquisiti. Infatti con i trattati di Westfalia la città di Magdeburgo fu ceduta all'elettore come beneficio di guerra, ma la città apparteneva al principe arcivescovo e sarebbe poi passata all'elettorato solo dopo la morte di quest'ultimo, che avvenne nel 1680. Al contrario, l'altro vescovato assegnato al Brandeburgo nel 1648, che era quello di Halberstadt, fu secolarizzato e annesso immediatamente. Procediamo. Tra l'altro volevo solo aggiungere una cosa, se recupererete dopo questa live ovviamente la serie sulla guerra dei 30 anni, alla primissima puntata avevamo parlato proprio in merito allo Klevmark, ma Jülich Klevmark forse sarebbe meglio dire, di quella guerra che poi insomma iniziale, che poi finì nel 1614 con il trattato di Xanten, appunto di questa divisione oltretutto di questi territori tra il Palatinato-Neuburg, se non ricordo male, appunto la Marca del Brandeburgo. Quindi ecco, magari recuperate anche questo, perché sono piccoli tasselli che poi creano il futuro Stato.
che è appassionato alle questioni dinastiche della Germania del XVII secolo, è forse il periodo migliore. Scusate. Allora, qui vediamo di nuovo i territori dell'elettorato del Brandeburgo al tempo del grande elettore. Vediamo che la sua disseminazione attraverso tutta la Germania settentrionale, e naturalmente in base a questo ogni territorio aveva una rilevanza geopolitica diversa, se la prendiamo in considerazione singolarmente. La Prussia e la Pomerania orientale si trovavano in prossimità dei territori polacchi e della Svezia, e quindi situati in luoghi certamente sensibili da un punto di vista geopolitico. La rivalità esistente fra Polonia, Lituania e la Svezia fu comunque un fattore che il grande elettore sfruttò molto bene mediante una politica che oggi la chiameremmo la politica dei due forni. Sei d'accordo, vero? I territori invece, quelli territori occidentali, confinavano con un'altra area soggetta al confronto di due potenze avversarie, cioè la Francia e le Province Unite dei Paesi Bassi. Anche qua Federico Guglielmo sfruttò a proprio vantaggio lo scenario per i propri fini, acquisendo sempre maggiore autonomia e autorità in campo diplomatico. Durante la guerra dei 30 anni il Brandeburgo non aveva avuto un ruolo di primo piano e fu un alleato obtorto collo della Svezia, e dovette più volte sopportare l'occupazione dei territori tanto da parte svedese che imperiale. Con i possedimenti che si estendevano quindi dalla Mosa al Yemen, Federico Guglielmo intuì che sarebbero sorti altri contrasti e conflitti di potere se tanto a est che a ovest non si fosse trovato un punto di equilibrio, e sebbene il Brandeburgo rimanesse geograficamente e politicamente il centro, il grande elettore fu sempre convinto della necessità di difendere ogni territorio dalle ingerenze straniere, al contrario che quanto accade nel Risico, che si consiglia sempre di trascurare le aree periferiche. Invece non ci fu mai nessun cedimento da parte di Federico Guglielmo. Se infine consideriamo che in qualità di principi elettori dell'impero gli Hohenzollern ricoprivano anche un ruolo rilevante nell'assetto dell'impero, del Sacro Romano Impero, e quindi avevano una voce non certo trascurabile. Passiamo senz'altro avanti. Vediamo la mappa del territorio di Kleve e del ducato di Jülich. È il teatro del conflitto, la cosiddetta guerra delle vacche. Si tratta di una breve guerra che dura pochi mesi e in realtà non provocò nessun spargimento di sangue. Fu comunque il primo contrasto territoriale in ordine temporale che fu sostenuto dal grande elettore, contrapposto al duca di Pfalz-Neuburg. Era un Wittelsbach cattolico imparentato con l'elettore di Baviera. L'esordio non fu brillante, tuttavia col senno di poi si sarebbe dovuto intuire quale fosse il temperamento di Federico Guglielmo, perché questo episodio, questa guerra incruenta, gli permise, se non altro, di ottenere il primo tassello per l'accrescimento dell'esercito, nonostante l'opposizione interna. Prego, si può procedere. Ecco un personaggio che certamente non è molto conosciuto, ma è un personaggio a dir poco centrale per la storia del Brandeburgo-Prussia. E la storia la fanno gli uomini, raramente la fanno da soli. Infatti il conte Adam von Schwarzenberg fu l'ispiratore della politica di Federico Guglielmo, anche se questo avvenne in maniera apparentemente contraddittoria. Tutti gli storici che si sono occupati della Prussia moderna hanno concentrato sempre l'attenzione su Federico Guglielmo, ma raramente hanno approfondito la genesi della sua politica, che ebbe
un'origine da circostanze del tutto particolari e che, come accade spesso, presero forma nonostante le intenzioni fossero altre. Federico Guglielmo è giustamente considerato il fondatore dello Stato prussiano. Un risultato politico più importante a lui attribuito è la trasformazione di un piccolo stato margraviale periferico, ancora caratterizzato da elementi medievali obsoleti, in uno stato moderno governato secondo i principi dell'assolutismo, e in questo Federico Guglielmo fu naturalmente influenzato dall'esempio di Luigi XIV, ma direi che lo superò di gran lunga e fece in modo che in un lasso di tempo veramente breve superò il modello, e seguendo l'esempio di Schwarzenberg. Veniamo un po' di dire cos'è che Schwarzenberg compì e dette modo a Federico Guglielmo di proseguire. Innanzitutto egli non era originario del Brandeburgo, era un renano, era cattolico, come si vede dalla croce che segnala la sua appartenenza all'Ordine di Malta. Era stato infatti al servizio dell'imperatore e poi dell'ultimo duca di Cleve prima di entrare al servizio dell'elettore a Berlino. Schwarzenberg riuscì a immaginare il consiglio privato, che era l'organo principale di governo del principe elettore, in cui lui entrò a far parte nel 1625 e che era sempre stato dominato dalla nobiltà brandeburghese, e poco alla volta, riuscendo a entrare nei favori dell'elettore, fece nominare i consiglieri che proponeva egli stesso. L'anno successivo fece arrestare il potente capo del consiglio, Samuel von Winterfeld, con l'accusa di alto tradimento, e poi dopo di lui costrinse anche tutti gli altri a dimettersi, accusandoli di complicità. Dopo questi eventi il consiglio privato cessò di svolgere un ruolo importante negli affari dello Stato e a poco Schwarzenberg concentrò il potere nelle mani e in quello della sua cerchia, e naturalmente non esitò a ricorrere alla forza per riscuotere sempre maggiore potere, e anche impiegò l'esercito per riscuotere i tributi senza il consenso delle diete. Fra l'altro nel 1630, con l'autorizzazione dell'elettore Georg Wilhelm, del padre di Friedrich Wilhelm, nel 1630 istituì uno speciale consiglio di guerra che divenne il principale strumento di governo per tutte le questioni dello Stato. Con senno di poi si direbbe che l'elettorato diventò una specie di dittatura militare. E nonostante comunque il grande potere accumulato da Schwarzenberg, le diete locali si opposero fermamente alla politica. La dieta del 1936 lo attaccarono violentemente e si rifiutarono di votare a favore di qualsiasi forma di tassazione di cui non ne conoscessero in anticipo la destinazione. Ciò nonostante, Schwarzenberg, con un pretesto, sciolse le diete, ordinò l'imposizione di contributi e infine impose una nuova tassa per decreto. Un tipino niente male. Negli anni successivi le diete furono costrette ad adottare un atteggiamento più conciliante e in pratica sancirono il successo definitivo del conte, che riuscì persino a prevalere sugli Junker, diventando, come disse amaramente il principe ereditario Federico Guglielmo, la vera anima dell'elettore mio padre. Quando succedette alla Georg Wilhelm nel 1640, molti si aspettavano un cambiamento radicale nella politica dello Stato, perché il temperamento di Federico Guglielmo era molto diverso da quello del genitore, e soprattutto non era ignoto la sua avversione nei confronti di Schwarzenberg, perché anche Federico Guglielmo voleva curare personalmente gli affari di Stato senza l'intervento di una personalità esterna. Da quella data gli oppositori di Schwarzenberg riacquistarono forza e implorarono il nuovo sovrano di ripristinare i diritti.
Federico Guglielmo, che aveva naturalmente molti legami con la nobiltà, compreso quelli che erano ostili a Schwarzenberg, accettò e quindi ristabilì gli istituti prima soppressi, però lo scenario politico complessivo gli era perfettamente chiaro. Egli infatti era convinto già della necessità di limitare l'influenza dell'aristocrazia e tenere a bada le diete locali, ma per riuscirci era necessario per il momento ottenere il sostegno di entrambi per poterli usare contro Schwarzenberg. Nel marzo del 1642 Schwarzenberg muore abbastanza improvvisamente, la morte in attesa, e tutto questo rese il compito di Federico Guglielmo molto, molto facile. Egli poté quindi smantellare l'intera struttura di governo, lo fece molto rapidamente. In poche settimane dopo la morte il consiglio privato fu immediatamente ripristinato, il consiglio di guerra abolito e il principe assunse anche le cariche di responsabile per tutte le questioni relative all'esercito. Il cambiamento del clima politico non avrebbe potuto essere più radicale, perché nel 1648 la pace di Westfalia inaugurò una nuova fase nella storia dell'elettorato. Federico Guglielmo era consapevole che ciò era una garanzia, perché il conflitto che si chiudeva finalmente gli metteva in mano le redini del paese e soprattutto lo metteva in grado di agire all'interno di quello che già intravedeva che sarebbe stato il contrasto successivo, cioè fra le campagne e la città e fra la borghesia e la nobiltà. Un'altra volta la politica dei due forni che egli si accingeva a compiere. Lasciamo Adam von Schwarzenberg ed entriamo in uno degli argomenti che tanto appassiona la New Military History, cioè quella dello Stato fiscale e militare. Il Brandeburgo-Prussia è certamente l'epigono maggiore, il maggior esempio di Stato fiscale e militare. Abbiamo detto che con la ricostituzione del consiglio privato riprende anche il potere degli Stände. Gli Stände, magari c'è da aprire una parentesi per dire brevemente cosa e chi erano. Letteralmente Stände significa stati o ceti, sono cioè le autorità civili che rappresentavano le classi del popolo, ma anche quelle della nobiltà, e che normalmente esercitavano l'amministrazione locale, la giustizia e naturalmente l'imposizione fiscale, specialmente quella per finanziare l'esercito. Normalmente erano riunite nelle diete e era un'istituzione caratteristica di tutta la Germania e anche dei paesi dell'Europa del Nord. Aveva una sua similitudine in Francia, dove i ceti erano rappresentati nei parlamenti regionali. Nel loro insieme gli Stände costituivano quindi la massima autorità civile in ciascun dominio degli Hohenzollern, esercitavano funzioni amministrative, giudiziarie e di riscossione delle imposte a livello locale. Quindi dopo l'uscita di scena di Schwarzenberg ricominciò la gestione e l'amministrazione delle imposte e naturalmente la distribuzione dei fondi destinata all'esercito tramite il loro consenso. Assieme agli Stände, gli Junker, anche loro, tornarono a ricoprire un ruolo di primo piano nel governo. In questa fase gli storici concordano che proprio in questa fase sia maturata la convinzione del principe elettore della necessità di disporre di un esercito regolare per poter conquistare l'autonomia e l'indipendenza tanto all'esterno che all'interno dello Stato e ottenere quindi risultati politici duraturi e significativi.
Federico Guglielmo cercò di sfruttare lo scenario che è emerso dopo la pace di Westfalia per rafforzare la posizione all'interno dello Stato e acquisire possibilmente altri territori nel nord-est, in particolare a Stettino e sulla foce dell'Oder, tutti i territori che gli erano sfuggiti nel 1648 e lui considerava come importanti ai fini della difesa strategica dei territori. A ovest invece l'interesse di Federico Guglielmo si concentrò sul Ducato di Jülich, che nel 1609, come avevamo accennato, era passato ai duchi di Pfalz-Neuburg nell'eredità di Cleve e che generò, come abbiamo detto prima, la guerra delle vacche. Gli stand del Brandeburgo nutrivano comunque scarso interesse per la situazione politica sul Reno e quella del Baltico e comprensibilmente chiedevano pace e tranquillità per riprendersi dalla crisi economica causata dalla guerra e naturalmente non si curavano dei diritti dei protestanti dello Jülich che nel 1641 Federico Guglielmo si era elevato a sostenitore e a protettore per il suo intervento militare. E naturalmente non erano interessati nemmeno alla definizione del confine in Pomerania con la Svezia o sull'Oder. Tutte le diete nel loro insieme erano convinte che con la cessazione dell'ostilità l'esercito sarebbe stato ridimensionato e non avrebbero contribuito in alcun modo al finanziamento delle campagne militari. Fu questa la prima divergenza significativa che sorse fra Federico Guglielmo e le diete locali. L'anno successivo le divergenze di opinioni si acuirono, soprattutto quando gli stand si opposero alla spesa destinata al riarmo dell'esercito per sostenere l'elettore nella sua disputa di confine con la Pomerania. Contro ovviamente la Svezia. Anche qui non ci furono comunque azioni militari, ma si trattò comunque di una crisi che richiese un aumento delle forze. In quell'occasione comunque si poté constatare quanto lo Stato dell'elettore fosse diventato un organismo omogeneo, perché l'elettore considerò ogni singolo elemento dello Stato come centrale, come bisognoso della massima attenzione e la risposta degli stand invece dimostravano quanto invece per loro tutto questo fosse assolutamente non esistente, perché nella loro risposta affermarono che per loro appariva improbabile che la Prussia o i territori renani situati nel Brandeburgo, scusate, correggo, meglio legga testualmente, risposero che sembrava improbabile a loro che la Prussia o i territori renani aiutassero il Brandeburgo in caso di pericolo e quindi il Brandeburgo non doveva intromettersi nelle dispute con potenze straniere. Invece in quei mesi l'elettore sottolineava ripetutamente ai consiglieri che egli considerava i suoi stati sparsi in tutta la Germania come parti di un solo insieme. Naturalmente i disaccordi principali sorsero in materia fiscale. Nel 1651 l'elettore, di fronte al bisogno urgente di denaro per i suoi progetti, tentò di introdurre una tassa sotto forma di prelievo senza l'approvazione delle diete mediante una semplice esortazione. Federico si convinse però presto che non sarebbe mai venuto a capo e non avrebbe mai prevalso una politica conciliante e comprese che le semplici esortazioni non gli avrebbero portato alcun vantaggio. Infatti un anno dopo, nel marzo del 52, convocò una dieta regionale e convocò tutte le diete in un'assemblea generale, riunì la nobiltà, i borgomastri delle città e anche i rappresentanti delle corporazioni e fra l'altro una riunione generale non si teneva da 37 anni, ma sarebbe anche stata l'ultima del genere. Tuttavia non è certo, gli storici mostrano incertezza se a quel tempo Federico Guglielmo credesse ancora nella possibilità di cooperare con le diete locali e sperasse di ottenere con questa grande assemblea
più di quanto avesse finora ottenuto con i negoziati separati. Il tema centrale era la proposta di introdurre un sistema fiscale sul modello delle Province Unite dei Paesi Bassi, era quindi un sistema basato sul reddito e sulla rendita fondiaria e, fra le altre cose, prevedeva il contributo anche della nobiltà. In termini pratici, la riforma avrebbe conferito all'elettore una discrezionalità economica non soggetta all'ingerenza degli stand. E il progetto incontrò immediatamente il favore del ceto borghese, ma fu aspramente disapprovato dall'aristocrazia. La controversia proseguì per tutto l'anno e la dieta fu convocata altre 7 volte fino al maggio del 1643, ma alla fine Federico Guglielmo non insistette per condurre i negoziati attraverso l'Assemblea Generale, ma richiese la presenza di delegazioni ristrette nel tentativo di negoziare con rappresentanti più malleabili. I risultati di questi negoziati privati fu il famoso recess dell'estate del 53. Federico Guglielmo fu costretto a concedere concessioni ai grandi proprietari terrieri che gli erano stati antagonisti, quindi riconobbe le proprietà degli Junker che venivano trasformati in feudi in cambio del servizio militari, quindi proprietà assoluta, rimuoveva le restrizioni che esistevano in materia e riconosceva gli Junker come unica classe autorizzata ad acquisire proprietà, confermando gli Junker nelle loro proprietà in maniera permanente. Privilegi che erano stati sempre rivendicati dai loro predecessori come diritto di giurisdizione assoluta sui propri contadini. Infine l'elettore riconobbe l'autorità degli Junker anche negli affari locali e il loro diritto di essere considerati la classe dominante per tutte le questioni riguardanti lo Stato. Quindi Federico Guglielmo raggiunse il suo obiettivo, il finanziamento con cui poteva costituire un esercito permanente, regolare, attraverso una fiscalità regolare. Si può procedere. Vediamo quanto la fiscalità militare e la Germania siano un argomento centrale nella storia del XVII secolo, e vediamo anche che per quanto gli storici individuano il Brandeburgo come il primo grande stato, la prima potenza militare della Germania, a sorpresa vediamo che almeno fino al 1675 il primato non era detenuto dallo stato del grande elettore, ma niente meno che dal principato vescovile di Münster, che era retto dal principe vescovo Christoph Bernhard von Galen, che sarà sovrano fino al 1678, soprannominato il vescovo cannone, Bommer Bernhard, soprannominato così dagli olandesi. Come vediamo non gli risparmiarono caricature e battute anche particolarmente diciamo piccanti, come quella che vediamo a destra, dove in quanto principe vescovo cattolico sta in sella ad una suora e i suoi alleati inglesi sono rappresentati a volte come maiali e a volte invece come cani. Possiamo procedere. Torniamo alla... No, questa l'abbiamo vista. Se volete soltanto concentrarsi su quelli che erano i rapporti di forza nella Germania, torniamo adesso invece sull'esercito del grande elettore e vediamo i numeri che, come sempre, come diceva qualcuno, hanno una qualità tutta speciale. E ci sono degli alti e bassi nell'accrescimento, però vediamo che dopo il 1660 si assiste a una crescita sostanziale e continua della forza militare, e che è ragguardevole, considerando che il risultato complessivo economico della Prussia non era quello dello stato economicamente più florido della Germania.
Anche in tempo di pace la spesa militare non scenderà mai al di sotto di 1/3 dell'intero bilancio dello Stato, che non è poco per quegli anni, e naturalmente in tempo di guerra supera metà abbondante della spesa complessiva dello Stato. Anche qui lascio agli spettatori la valutazione della crescita. Possiamo vedere che il fattore, possiamo parlare sul fattore principale della crescita e dell'organizzazione, dello sviluppo, del potenziamento dell'esercito sia avvenuto attraverso un istituto particolare che fu il General Kriegskommissariat, cioè il commissariato generale di guerra, istituito da Federico Guglielmo nel 1656. Era l'organismo incaricato di controllare il finanziamento complessivo dell'esercito, rimase attivo fino al 1660 e aveva esteso le proprie competenze alla gestione di tutti i contributi militari e anche alla riscossione delle somme dovute per le spese di guerra. Con la conclusione della guerra contro la Svezia, Federico Guglielmo aveva acquisito una posizione di prestigio internazionale e a quel punto disponeva di un esercito in grado di condizionare anche la resistenza interna. Dopo il 1660 gli stand non furono più in grado di recuperare il terreno perduto e, come tanti paradossi della storia, la scena politica era tornata a quella dominata 20 anni prima, quando a governare c'era il conte Adam von Schwarzenberg. Nonostante la pace del 1660 avesse portato a una riduzione del carico fiscale, non ci fu lo scioglimento dell'esercito. Il grande elettore non abolì neanche le diete provinciali, ma si limitò a modificarne la Costituzione e temporaneamente ridusse anche le tasse. Però, come dicevo, non sciolse completamente l'esercito. Queste misure si rivelarono efficaci per garantire i finanziamenti e promuovere la sua azione di governo, e in fin dei conti l'esercito permanente non era fine a se stesso, perché ogni buon governante in quegli anni doveva sempre considerare che i temporali potevano arrivare quando meno te l'aspetti. Nel 1664 il principe elettore infatti mobilitò 2000 uomini perché si unissero alle truppe inviate dagli altri principi tedeschi nella guerra contro gli ottomani in Ungheria. Poi un anno dopo a Kleve la guarnigione fu allarmata per la guerra fra la Repubblica Olandese e l'Inghilterra, che era alleata dal minaccioso principe vescovo di Münster che abbiamo visto poc'anzi, e di conseguenza il costo di mantenimento delle truppe anche in tempo di pace rese necessaria la prosecuzione della fiscalità straordinaria. Questa tassazione naturalmente impoveriva l'economia e le diete più di una volta chiesero al principe una moratoria o perlomeno una dilazione delle tasse, ma la risposta fu sempre irremovibile. La città di Königsberg si rifiutò di pagare i contributi di guerra e di ospitare le truppe e l'elettore, ma sotto la minaccia delle armi dovette cedere, tanto che il principe elettore si presentò proprio a Magdeburgo con le truppe e intimando il dovuto. Il clima ostile nei confronti dell'elettore naturalmente crebbe, e questo allarmò i consiglieri che lo misero in guardia dagli eccessi che la sua politica stava provocando nel paese. Essi riferirono che alla nobiltà, alla gente comune che non pagava le tasse, scrissero che venivano requisite le tegole dei tetti delle case. È un fatto che fu descritto come senza precedenti nelle cronache di quegli anni. Fra l'altro, sfortunatamente, a crescere il disagio ci furono gli inverni particolarmente rigidi di quegli anni e le estati poco calde.
Comunque gli anni fra il 1660 e il 1662 furono di grande difficoltà in tutto lo Stato. In Prussia il raccolto del grano fu molto scarso e il prezzo raggiunse livelli record. Comunque si trattò di un clima di congiuntura in certi versi drammatico, e l'opposizione crebbe in tutto il ducato, tanto che Federico Guglielmo fu bollato dai suoi sudditi come il più grande tiranno e nemico del popolo. E come sempre ci sono le facce della stessa medaglia quando ci troviamo davanti a personaggi come grande lettore. La politica di Federico Guglielmo presenta certamente aspetti negativi, ma del resto anche positivi. La pesante tassazione colpì certamente la popolazione e costituì una delle pagine meno gloriose del suo regno. Tuttavia questa politica portò alla creazione di nuovi organi di governo che rivoluzionarono il vecchio sistema amministrativo dello Stato, e con la creazione di questi uffici l'elettore assicurò al suo Stato il futuro che tutti noi conosciamo. Possiamo andare avanti. Vediamo qui lo schema. Bruno, prego. Ti interrompo un attimo perché forse non era chiaro, forse è arrivato in ritardo un ascoltatore. Alessio chiede se era un esercito di leva o di mercenari arruolati. Di fatto, ottima domanda. L'esercito del Brandeburgo, magari si vedeva bene nella slide precedente con distinguo fra truppe regolari e milizia, era un esercito permanente formato da mercenari, quindi soldati di professione. Non aveva sistemi di coscrizione come per esempio avveniva in Svezia o in Danimarca, e in misura minore poi introdotto anche nel resto d'Europa. L'esercito prussiano rimase sempre un esercito di professione, sebbene l'esercito costituito il volontariato alla fine del XVII secolo fosse un concetto non sempre, diciamo così, integrale. Capitava spesso che per trovare reclute i corpi di arruolamento ricorressero a vari espedienti. Torniamo allo schema, che per chi ama questo tipo di rappresentazione dei flussi che spesso viene usato nelle rappresentazioni aziendali, vediamo comunque che l'esercito era integralmente nelle mani del principe elettore. Non c'era cioè assolutamente nessun controllo esterno, che poteva essere quello delle diete provinciali o delle camere o delle rappresentanze degli stand. Il commissariato generale occupava una posizione autonoma attraverso l'azione dei commissari provinciali, e quindi l'ingrandimento dell'esercito fu possibile proprio attraverso l'opera di questo istituto. Fu istituito nel 1655 per la guerra, in preparazione della guerra a fianco della Svezia contro la Polonia-Lituania, e divenne il vero motore di finanziamento dell'amministrazione militare. Fin dalla sua istituzione il commissariato esercitò l'autorità su tutte le questioni relative alle reclute, all'abbigliamento, all'armamento, al vitto e all'alloggio delle truppe. L'ufficio fu sciolto nel 1660, ma 8 anni dopo tutti i funzionari furono richiamati in servizio, e fu nominato a dirigere l'ufficio l'abile e capace, fidatissimo Johann Albrecht von Barfus, che vediamo ritratto, e come la maggior parte dei membri del commissariato anche lui era un Junker del Brandeburgo, che riceveva naturalmente ordini direttamente ed esclusivamente dall'elettore. Quindi a poco, a partire dal definitivo ripristino del commissariato generale nel 1680, l'ufficio estese tutta l'influenza anche al resto dei territori, a scapito delle autorità locali, e in pratica
diventò l'organo di regolazione fiscale anche in materia fiscale, fissando anche le imposte per tutti i sudditi, e si trasformò in una specie di super ministero della guerra. Estese l'autorità anche alla supervisione generale del reclutamento, il rifornimento dei cavalli, l'approvvigionamento e l'alloggio delle truppe. Naturalmente anche paghe, magazzini, depositi e naturalmente, come già era avvenuto nella precedenza, la riscossione dei contributi nell'esercito, tanto all'interno dei territori come all'estero. Il commissariato decideva pure in merito alle riscossioni coattive in caso di mancato pagamento e impartiva ordini ai funzionari locali per l'esecuzione delle sentenze. Il commissariato istruiva anche i processi in caso di conflitti fra i soldati e i civili ed era responsabile del ritorno dei contadini che si erano arruolati nell'esercito presso i loro padroni, qualora questi ultimi ne avessero richiesto il congedo. Gli storici tedeschi del XIX secolo hanno sottolineato la nascita del concetto moderno di Stato Maggiore attraverso l'opera del Commissariato Generale di Guerra. In effetti l'esercito del grande elettore, almeno fra il momento in cui si consolida, vide in effetti prefigurarsi quello che in seguito sarebbe diventato con un termine generico il Generalstabsdienst, cioè il servizio di Stato Maggiore. Questo comprendeva il grado di Quartiermaster generale, che per chi ama i tecnicismi era quello che si occupava dei servizi di ingegneria, della supervisione delle marce, della scelta dei luoghi per gli accampamenti e per le fortificazioni campali. Sono comunque tutte le funzioni caratteristiche degli stati maggiori moderni, e siamo però in un'epoca in cui era sufficiente essere aristocratici per accedere al grado di ufficiale senza dover possedere requisiti specifici. Procediamo. Vediamo solo tre, ma sono tanti i grandi ufficiali dell'esercito del grande elettore. Due di questi, Treffenfeld e Anhalt Dessau, sono Junker. Anhalt Dessau è anche un principe immediato dell'impero, ma comunque assimilabile alla grande nobiltà della Germania settentrionale. L'unico, un caso veramente mosca bianca, a sinistra, Georg von Derfflinger, era stato l'unico borghese nell'esercito del grande elettore. Vediamo in epigrafe una frase attribuita a Federico II, è un po' la chiave di quello che sarà la reputazione dell'esercito del Brandeburgo-Prussia. La frase attribuita a Federico il Grande, in effetti in questo Federico Guglielmo prese come modello l'esercito svedese. Questo godeva infatti in quel periodo di una grande reputazione, e proprio sull'aspetto sulla disciplina e dell'ordinamento più che su quello organizzativo, Federico Guglielmo modellò il proprio esercito. L'impostazione della tattica era quella della offensiva, e naturalmente si concentrava sulla solidità dei reparti e sulla stretta cooperazione fra cavalleria e fanteria, e questo doveva essere ottenuto attraverso l'addestramento intensivo e una selezione molto, molto severa degli ufficiali, anche questa operata dal Commissariato Generale di Guerra. Molti dei comandanti del Brandeburgo avevano già servito nell'esercito svedese durante la guerra dei 30 anni e anche nella prima fase della guerra del 1655, e questo naturalmente facilitò l'adozione nell'esercito del Brandeburgo-Prussia dei sistemi organizzativi, dei sistemi
di addestramento teorici degli svedesi. Benché noi ci troviamo in un'epoca in cui non esistevano differenze tecnologiche sostanziali fra un esercito e l'altro, almeno nell'Europa occidentale, in pratica gli eserciti di tutta Europa occidentale erano armati e composti allo stesso modo, la fanteria del Brandeburgo introdusse comunque alcune soluzioni ingegnose per quanto semplici. Una di queste che era anche adottata dagli svedesi era la scarica a doppia carica, ma il Brandeburgo arriva addirittura a addestrare i soldati a fare una scarica con 5 colpi, tutti assieme. Non è da poco, considerando che il costo della polvere a sparo non era un capitolo di poco conto nell'economia e nel finanziamento dell'economia di militare, di guerra di quegli stati. Tuttavia, come poi avrebbe sperimentato l'esercito di Wellington, la fanteria che spara meglio è destinata a vincere e a prevalere sui campi di battaglia. Passiamo più brevemente, perché è già diverso tempo che stiamo sull'argomento, passiamo a vedere nella slide successiva le guerre che Federico Guglielmo gestisce. Lo fa spesso in maniera spregiudicata. È un capitolo che la storiografia classica della Prussia non ricorda molto volentieri, perché la guerra del 1655-60 Federico Guglielmo la inizia come alleato della Svezia contro la Polonia-Lituania, poi nel 1657 cambia campo e cambia schieramento e si allea con la Polonia, appunto, la Danimarca e l'imperatore con la Svezia. Benché non ottenga nessun beneficio territoriale, però questa gli consente di ottenere il riconoscimento internazionale e soprattutto uno status di politica regionale che il Brandeburgo non possedeva. Intanto nella guerra, nella fase in cui combatte contro la Polonia, tanto in quella successiva, il grande elettore approfittò sempre della debolezza momentanea dei due stati belligeranti e in pratica non subì mai alcuna sconfitta sostanziale. Un caso, anche quello raccontato poco volentieri agli storici tedeschi, fu che nell'inverno del 55-56 la Prussia fu sottoposta a un raid da parte dei tatari di Crimea, che erano alleati della Polonia-Lituania, in quanto la Polonia-Lituania era vassalla dell'impero ottomano. In tutti questi conflitti Federico Guglielmo adotta un atteggiamento senz'altro spregiudicato, alternando la pressione esercitata dall'esercito e la diplomazia, che va comunque ricordato, sono due cose che nel XVII secolo non erano assolutamente in contrasto. Anzi, se la guerra era già la prosecuzione della politica con altri mezzi, la diplomazia era la continuazione della guerra, anche questa con altri mezzi. Un altro strumento di accrescimento dell'esercito che Federico Guglielmo sfruttò abilmente, e come lui anche molti altri principi della Germania, fu la politica dei sussidi, cioè il noleggio delle truppe alle potenze straniere. Il primo impulso che servì a potenziare l'esercito fu l'accordo firmato nel 1666 con la Repubblica Olandese, che prevedeva il noleggio di 12.000 soldati dell'elettore. Nello specifico il Subsidienvertrag prevedeva 7.000 soldati di fanteria, 3.500 cavalieri, 1.500
dragoni, 32 cannoni e 2 mortai. Quindi un corpo militare, corpo operativo in campagna, assolutamente autonomo, in grado di operare senza supporto dall'esterno. Era il contingente da impiegarsi nella campagna contro Münster, ma poi la pace di Breda, firmata il 31 luglio 1667, rese superfluo l'uso del contingente. Per l'elettore fu una perdita economica, tuttavia l'accordo stabilì che le truppe sarebbero rimaste a disposizione della Repubblica Olandese in caso di ulteriore necessità, almeno fino al 1670, anche se a un costo inferiore. L'aver mantenuto un corpo militare in assetto si rivelò utile nell'aprile del 1668, quando Magdeburgo fu costretta a riconoscere e prestare giuramento fedeltà all'elettore, ospitando una guarnigione permanente che era uno strumento di convincimento e di persuasione decisamente efficace. La successiva guerra che il grande elettore combatte, nella slide successiva, fu la guerra franco-olandese. Anche stavolta il Brandeburgo ebbe due fasi di belligeranza, una prima che dura fino al 1672, e nella prima parte il principe elettore firma un nuovo sussidio con le Repubblica Olandese per mettere a disposizione 20.000 soldati, ma poi nel 1673 si stacca, interrompe il contributo per in timore della minaccia di un intervento francese contro i suoi territori renani. Nello stesso periodo l'elettore doveva fra l'altro fare fronte a altri obblighi, perché il Brandeburgo l'elettore quale duca di Prussia era anche continuava a essere vassallo della Polonia, e quindi doveva rispettare il Bomberger Beiträge, il cosiddetto contributo di Bigdosh, e che lo obbligava in qualità di duca di Prussia a inviare uomini alla guerra per la Polonia contro l'impero ottomano, e la guerra era iniziata proprio nel 1672. Il contributo fu modesto, furono 1500 uomini, e fra l'altro l'elettore chiese in un primo tempo che metà fossero costituiti dalla milizia della Prussia, ma la risposta della dieta di Prussia fu negativa, e quindi la questione rimase irrisolta fino alla primavera successiva, diventando un affare interno, perché fra l'altro metteva in discussione la reputazione del principe e quella del suo esercito. E alla fine, mettendo fine a ogni questione di reputazione, fu formato un corpo di 1000 soldati di fanteria, 400 dragoni e 100 cavalieri, che dovevano unirsi all'esercito polacco, e si stava radunando a Cracovia. All'inizio del 1672, mentre stava completando il reclutamento del contingente, il corpo fu nuovamente modificato a 1000 fanti e 500 dragoni, che fra l'altro non parteciparono ad alcuna azione di guerra. L'anno dopo ci fu una nuova richiesta della Polonia, e stavolta, messo sotto pressione dagli impegni militari che erano ricominciati, si erano fatti di nuovo urgenti sul Reno, costrinsero l'elettore a ritardare la formazione fino al marzo del 1674, quando alla fine inviò 1200 dragoni in tutto, che a Leopoli si unirono con l'esercito di Sobieski. Nel febbraio del 75
poi l'invasione della Svezia causò l'immediato ritorno in Prussia dell'intero corpo, che attraversò il confine per riunirsi a Berlino. Nel 1672 avevamo già accennato che la Germania, i territori ad ovest erano di nuovo fonte di preoccupazione, perché dopo essersi schierato con le Province Unite dei Paesi Bassi, nell'aprile del 73 Luigi XIV minacciò di devastazione i possedimenti renani e quindi costrinse Federico Guglielmo a firmare il trattato di Fossen, che interrompe la sua partecipazione alla guerra contro la Francia. La non belligeranza terminò dopo meno di un anno, perché nel luglio del 74 Federico Guglielmo firmò una nuova convenzione, questa volta anche con l'imperatore, in base alla quale il Brandeburgo doveva inviare 16.000 soldati sul Reno. Abbiamo detto che nel 75 l'invasione svedese causò il rientro in patria di tutto il contingente, ma nonostante questo Federico Guglielmo mantenne fra i 2.500 e i 3.000 uomini di fanteria e cavalleria come truppe noleggiate all'esercito olandese e a quello spagnolo nei Paesi Bassi. Di nuovo la politica dei sussidi ebbe un impulso nel 1683, quando l'elettore mobilitò 1.000 soldati di fanteria e 200 dragoni come contingenti per della Prussia per ancora una volta la Polonia, che stava completando l'esercito per intervenire a soccorso di Vienna assediata. I brandeburghesi si unirono ai polacchi a Reidenburg in Baviera e furono passati in rassegna dai commissari polacchi nell'agosto del 1683, quindi a pochi giorni prima della battaglia di Kahlenberg. E fra l'altro anche questo è un episodio poco noto, che la storiografia ufficiale della Prussia tende a nascondere, cioè che i polacchi, i soldati dell'elettore abbiano combattuto ancora una volta come soldati, come contributo feudale al Regno di Polonia. Comunque stavolta l'accordo prevedeva un pagamento perché si trattava di un intervento che non avveniva a difesa del territorio della Confederazione, ma di un intervento all'esterno, e fra l'altro il contingente dovette affrontare diversi problemi a causa del pessimo trattamento ricevuto dalla sussistenza polacca, e fu fonte di diversi dissapori, e tanto che nel 1685 rientrò in patria. L'anno dopo però il Brandeburgo noleggiò nuovamente un corpo militare, 7.000 uomini di fanteria, stavolta all'imperatore Leopoldo I. Come segno di benevolenza l'elettore aggiunse volontariamente altri 800 uomini finanziati da lui stesso. Nel giugno del 1688, quindi un mese dopo la morte del grande elettore, suo figlio Federico II, che in seguito diventerà Federico I di Prussia, firmò con la Repubblica olandese un nuovo sussidio triennale per il noleggio di un corpo ausiliare stabile di 6.000 soldati di truppe regolari. La Repubblica olandese aveva richiesto questo corpo per garantire la sicurezza sul confine con i fiumi Vaas nelle Fiandre, la Sambre, e in seguito alla notizia della presenza di un contingente francese che si era acquartierato in quella zona. L'11 ottobre del 1688 complessivamente 5.324 fanti e 612 soldati di cavalleria erano acquartierati nella zona vicino a Nimega.
pochi giorni dopo l'invasione francese del Palatinato, che dette inizio alla guerra della Lega d'Aosta. E quell'accordo con la Repubblica olandese fu rinnovato 3 anni dopo e continuamente, successivamente, fino al 1697, cioè fino alla pace di Rijswijk. Quindi il beneficio di soldi, di sussidi e di introiti con il noleggio consentirono alla fine a Federico I, ancora Federico III di Brandeburgo. Ecco, no, infatti, perché prima avevi detto Federico II, che poi diventa Federico I. C'è stato un attimo. Invece Federico I, alias Federico III di Brandeburgo, diventa poi Federico I come re di Prussia. Dicevo, gli permetterà di consolidare l'esercito permanente ricevuto da suo padre. Fra l'altro, in politica estera, Federico III firmò anche un'alleanza con la Sassonia, Hannover e l'Assia-Kassel, nota come il concerto di Magdeburgo, per radunare un esercito che si sarebbe dovuto opporre ai francesi sul medio corso del Reno. Il Brandeburgo avrebbe contribuito con 1500 uomini più altri 8000 sottoscritti nel 1689. Siamo arrivati alla conclusione, due episodi formativi della storia del Brandeburgo-Prussia e della vicenda del grande elettore, le battaglie di Rathenau e soprattutto Fehrbellin del 1675. Sono due scontri campali in realtà molto modesti, perché Rathenau fu un'incursione notturna contro una guarnigione di dragoni svedesi che stava beatamente tranquilla e non si accorse di niente, mentre la battaglia di Fehrbellin, celebrata poi, come tutti sappiamo, da von Kleist nel suo romanzo Il principe di Homburg, e qui vediamo a destra il vero ritratto del protagonista, fu anche quello uno scontro contro l'esercito svedese, contro la retroguardia dell'esercito svedese in ritirata dopo l'invasione della Pomerania avvenuta all'inizio del 1675. Si trattò comunque di due episodi che ebbero un peso considerevole nella propaganda e nell'immaginario successivo della potenza militare della Prussia, perché a tutti gli effetti si trattò delle prime sconfitte campali subite dalla Svezia da parte di un esercito tedesco. Naturalmente su questo ci sarebbe molto da andare a cavillare, però tant'è che questo è quanto una certa parte della storiografia ha teso a tramandare. Fra l'altro, nonostante la partecipazione a due conflitti contro la Svezia, tanto nel 1660 come nel 1679, i contributi territoriali, acquisizioni territoriali furono veramente minime. Nel 60 nessuna, nonostante avessero conquistato molte città sulla costa del Baltico, ma non Stettino. Nel 79, nonostante la conquista di Stettino, alla fine la trattativa di pace di Saint-Germain-en-Laye, il grande elettori fu costretto nel 1679 a restituire Stettino, trattenne soltanto una piccola parte, il territorio di Kammin, che gli consentiva comunque quantomeno una posizione di maggiore controllo strategico della costa del Baltico. Siamo arrivati veramente alla conclusione. Le campagne del 77 e 78 sono quelle sulla quale avevamo parlato prima.
l'episodio di Stralsunda è collegato alla grande operazione anfibia di Rügen, anche questa una delle pagine iconiche nella storia militare del grande elettore. Fra l'altro va considerato che senz'altro si trattò di una delle prime grandi operazioni anfibie condotte da un esercito tedesco nella sua storia. Fra l'altro chi è stato a Charlottenburg avrà visto i magnifici arazzi della collezione del castello, che sono fonte e delizia di tutti gli appassionati degli equipaggiamenti da guerra del XVII secolo, come il sottoscritto. Procediamo allora senz'altro agli ultimi successori. Federico I l'abbiamo già accennato, Federico Guglielmo I, il nipote, che è sicuramente quello che lo assomiglia da un punto di vista non solo fisico ma anche caratteriale. Fu il re soldato e in effetti da questo punto di vista veramente molto, molto affine a Federico Guglielmo. Guarda, forse la cosa che per Federico I ovviamente bisogna dire è tutta la questione che poi giustamente ci ricordava anche, aspetta che ritrovo, eccolo qui, il nostro Mauro, appunto, il riconoscimento del titolo di re in Prussia, che è una dicitura molto particolare nel 1701, anche perché è concomitante con due guerre molto importanti. Una l'abbiamo analizzata, cioè la guerra di successione spagnola, e dall'altra, spero che ci sarà una live, prima o poi la organizzerò, la Grande Guerra del Nord. Sono concomitanti, iniziano proprio in quegli anni e di fatto i vari contendenti hanno bisogno di alleanze e quindi di conseguenza la Prussia deve essere ovviamente posta sullo scacchiere. La politica dei tre forni a questo punto. E quindi infatti quindi aumentano appunto queste braci, e di conseguenza quindi cosa succede? Che Federico I diceva ok, allora io sono pronto effettivamente a dare il mio esercito, ad allearmi anche per esempio con Leopoldo I, che in questo caso è il primo effettivo, parliamo del Sacro Romano Imperatore dell'epoca. Serve effettivamente qualcuno che gli faccia da sponda in questa alleanza. Dico va bene, ti do tutto, ma mi devi dare in cambio il titolo di re nel territorio della Prussia. Siccome abbiamo già detto appunto che la Prussia era esterna di fatto al Sacro Romano Impero, l'unico modo di fatto per accettare questa richiesta è non dire re di Prussia, ma re in Prussia. Questa stessa cosa poi successe anche per la Polonia. Pure la Polonia, alla fine dei conti, accettò questa dicitura, e persino la Gran Bretagna la accettò. Un articolo salvò le relazioni internazionali. Particolare questa cosa, solamente poi con Federico II il Grande ovviamente si arrivò, se non ricordo male, alla dicitura re di Prussia questa volta, quindi una certa ufficialità ancora maggiore, per quanto già i vari stemmi, la famosa aquila nera coronata già esisteva dall'inizio del Settecento. E sì, anche è lo stemma della Prussia, l'aquila nera è lo stemma della Prussia, l'aquila rossa è quella del Brandeburgo, tant'è che infatti io li ho inserite entrambe all'interno della copertina di questa live. E ovviamente anche importante il motto, cioè se non ricordo male era chiusque sum, cioè nel senso a ciascuno il suo, quindi è interessante anche questa cosa qua del motto latino. Ora, da qui a passare a Federico Guglielmo I, ovviamente, diciamo, c'è una certa ereditarietà anche dal punto di vista politico, se non ricordo male, vero Bruno?
Come ha detto, scusa, non ho sentito? No, che c'è una certa ereditarietà anche dal punto di vista politico da Federico I al figlio Federico Guglielmo I, per poi ovviamente passare a Federico II Sì, il Grande. da un certo punto di vista, diciamo che la continuità lo è senza dubbio dal punto di vista della politica e della visione geostrategica. Da un punto di vista organizzativo, da un punto di vista specificatamente militare, Federico I non fu all'altezza di suo padre, fu molto meno diciamo, inserito nella materia militare, contrariamente a quanto invece fece suo figlio Federico Guglielmo I. Non di meno Federico I, se non altro, ha il merito di aver elevato la Prussia a livello di regno. Questo certamente non è poco. Credo, ecco, siamo arrivati allora proprio alle ultime. Sì. Mi piace sempre lasciare due o più di due cenni alle bibliografie. Si tratta di testi non recentissimi, però a mio parere ancora due fra i migliori esistenti sull'analisi della storia militare e della storia complessiva della Prussia. Fra l'altro si può dire che uno Stato come la Prussia mostra come il confine fra storia in senso generale e storia militare sia veramente labile, perché non si può scindere la storia del militare dalla storia del territorio e viceversa in questo caso. E altri due testi invece più recenti che parlano più diffusamente della questione dello sviluppo e della storia del militare tedesco sono entrambi testi di Peter Wilson, che è senza dubbio il maggior esperto mondiale sulla storia militare della Germania. E qui con un po' non si vedrà che mi fa arrossire, però molto, molto gentilmente Luca si è prestato, ha accettato affinché io presentassi anche i miei tre lavori sugli eserciti e gli stati della Germania nella seconda metà del XVII secolo. Sono le tre parti del volume settimo che tratta appunto degli stati tedeschi. Quando iniziai a scriverlo pensavo di cavarmela in un solo volume, invece è stato necessario scinderlo in tre parti, perché in effetti è stata una bella gatta da pelare. Guarda, io sono ormai un collezionista di tutte le tue opere, di questa collana. Tra l'altro me ne stanno arrivando gli ultimi due che hai fatto, uno sulla Danimarca e l'altro non mi ricordo sulla Svezia. Sulla Svezia, ecco. Quindi insomma, nel caso Abbi consultateli. Sì, questo sicuramente. Comunque nel caso consultateli, sono ovviamente in inglese, però sono veramente colmi di informazioni. Io inoltre aggiungo, dato che abbiamo finito con le slide, aggiungo anche un ulteriore volume di Peter Wilson che è per il saggiatore ed è per l'appunto il Sacro Romano Impero, storia di un millennio europeo. Ovviamente se si parla di Brandeburgo e di Prussia, specialmente di Marca del Brandeburgo, è ovvio che si parlerà anche di Sacro Romano Impero, e quindi questo libro, che è un bel tomone come vedete, può essere utile specialmente non solo per la storia intera del Sacro Romano Impero, ma magari per anche varie informazioni su ciò che oggi abbiamo detto e analizzato. C'è qualche domanda, se non ricordo male, una è molto semplice, cioè perché la città di Stettino si chiama così e ricorda più un nome italico che tedesco, in realtà perché si chiama Stettin, oppure c'è... Confesso di non aver mai trovato Stintino. Stintino no, ma Stettino sì, e Stettino certamente. È l'italianizzazione di Stettin, se non ricordo male, o c'è anche il corrispettivo polacco che adesso non sto qua non me a lo pronunciare,
perché ho paura di No, iniziare qualche è guerra. un codice fiscale più che un nome. Esatto. Però insomma, ecco, è semplicemente un'italianizzazione. Poi aspetta, perché ne avevo vista qualcun'altra. Ecco, qua richiedono se appunto era tributario della Polonia per la Prussia orientale, Per il immagino Ducato di Prussia, per il perché la Ducato di Prussia era Prussia. divisa in due parti: territorio ducale, che era quello più occidentale, e la Prussia reale, che è quella che poi diventerà la Prussia orientale dopo la spartizione della Polonia nel XVIII secolo, e quindi quando ormai di fatto poi la Polonia non esiste più. Esattamente. Altra domanda, se anche nel periodo preso in considerazione era nota l'efficienza dell'esercito prussiano. Beh, Sì, qui direi proprio di sì, anzi, ne ho inizia proprio parlato, no? da qui, sì, Yep. sì, ma inizia proprio da qui la matrice, per cui poi effettivamente sarà conosciuto ovunque la grande fama, ecco, dell'esercito prussiano. Poi sono stati nominati molte volte i granatieri giganti, tra l'altro. Quelli arrivano però sotto Federico Guglielmo I, nell'età reale, quindi sono istituiti nel 1721, giù di lì, mi sembra negli anni 20 del Settecento, da Federico Guglielmo I, che in effetti creerà quel corpo singolare con uomini di grande statura che lui andrà a reclutare in tutta Europa. E poi un'altra, oggi la Prussia storica fa parte della Federazione Russa, più che altro della Polonia, perché c'è Chemno, poi c'è Malbork, se non ricordo male, Nessun territorio prussiano fa parte Danzica. della Germania. Sì, adesso la ripartizione della Prussia è fra la Polonia e un pezzettino anche la Federazione Russa con Kaliningrad, Vabbè, Kaliningrad ovviamente, che è quell'exclave ovviamente, che era Königsmark. esatto, che exclave per la Russia, ovviamente, che conosciamo molto bene. Direi basta, ovviamente ti fanno i complimenti. Non ho titoli accademici. Onorifico, dai, diciamo che è onorifico. Allora, dunque, direi che per oggi siamo stati anche molto più corti rispetto al solito delle mie live, che sono arrivate anche a durare più di 3 ore. Però, insomma, in questo caso siamo un attimo stati un po' Tutta la più... mia ammirazione per chi riesce a stare 3 ore Beh, sugli argomenti. ce n'è di gente, e a me fa piacere più che altro che ci siate voi, appunto, che ascoltate interessati. Io a questo punto vi ringrazio, ci rivediamo a maggio ed è una promessa, con delle nuove live. Ho in mente, insomma, qualche altra serie, e tu mi devi ancora una live, Bruno, e sai Quale? anche quale. Ah, la guerra di Castro. Esattamente, esattamente, e quindi bisogna, insomma, che ci prepariamo qualcosa magari per i prossimi mesi, perché è una guerra interessantissima. Tra parentesi, un'altra cosa che invece si ricollega, proprio parlando di papato, si ricollega all'argomento di oggi, è che dopo di fatto la nomina, comunque l'intronizzazione di re in Prussia di Federico I, non è che il papato l'ha prese così tanto bene, anzi, spesso e oltre anche che successivamente pure la Polonia, però insomma spesso e volentieri, ecco, a quell'epoca i documenti non parlano di re Non in fu un Prussia. episodio che passò inosservato Eh, sul Tevere. Anzi, continuavano a chiamarlo, sì, il marchese del Brandeburgo, o l'elettore del Margravio di Brandeburgo, Brandeburgo, il certamente. margravio, marchese, margravio, insomma, quindi re, non così tanto all'inizio. Esatto. La Polonia subito accettò, poi tornò un po' indietro, poi alla fine riaccettò nuovamente, insomma,
abbiamo già detto, però insomma questa cosa qua è anche molto interessante. Si può insomma è stata un'occasione per riprendere appunto quello che abbiamo detto e spero in prospettiva che appunto ci sarà una live invece tornando indietro sulla guerra di Castro che vide Tra appunto l'altro, Urbano VIII. gli ultimi anni del XVII secolo provocano un piccolo terremoto religioso, perché nel 1697 Augusto di Sassonia diventa re di Polonia e si converte al cattolicesimo. E con questo la rappresentanza del corpo evangelicorum, cioè della rappresentanza dei principi riformati dalla Sassonia, passa al Brandeburgo. Eh sì, assolutamente sì. Infatti, tra l'altro, appunto, c'è stata questa domanda. La Polonia era controllata dai Sassoni all'epoca, la Polonia era una monarchia elettiva all'epoca. Esatto, dal Quindi, 1697 diventa, viene governata dalla dinastia Wettin, che erano i principi elettori di di Sassonia. Sassonia. Va bene, chiudendo qui, ripeto, torneremo presto, insomma, a maggio, o meglio, tornerò sicuramente io presto a maggio. E io ringrazio voi e vi saluto, e ringrazio ovviamente Bruno Mugnai. Grazie a tutti. E ci rivediamo alla prossima live, ancora qui su Paresia. Ciao a tutti, ciao Bruno.